Ha preso il via a Torrenova Ammonì, Festival Agroalimentare. Dal 6 all'8 settembre il lungomare torrenovese ospiterà la seconda edizione dell'evento di respiro internazionale che si preannuncia imperdibile. Grazie alla partecipazione di prestigiosi buyer internazionali, il festival offre un'occasione unica per valorizzare la qualità e l'unicità dei prodotti agroalimentari siciliani. Inoltre quest'anno sono previste delle degustazioni presso gli stand dei nostri produttori che con orgoglio vogliono lanciare dalla Sicilia numerose novità. Ammonì vuole essere il punto di incontro tra tradizione e innovazione nel settore del food. Durante le 3 giornate i produttori siciliani avranno l'opportunità di presentare i loro prodotti e discutere potenziali accordi commerciali con buyer provenienti da mercati esteri. I visitatori potranno invece assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo tenute da chef rinomati. Le serate del festival saranno animate da performance musicali di artisti di fama nazionale e internazionale. Ad aprire la prima serata la musica di Rocco Hunt. Ciao a tutti! Dove sono le mani? Una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Sabato 7 sarà la volta di Fedez e l'8 settembre a Risa, con ingresso libero per tutte le serate. Ammonì Festival Agroalimentare si conferma un appuntamento da non perdere per appassionati del settore, famiglie, turisti e chiunque sia interessato a scoprire le eccellenze siciliane. Tantissimi ingredienti, ora inizierà l'inaugurazione, poi ci sarà lo show dello chef Celestino Drago, lo chef delle star che ha voluto dimostrare ancora una volta l'attaccamento verso questo territorio, e poi inizieranno gli incontri B2B tra il meglio della produzione siciliana, i buyer esteri e della grande distribuzione italiana. Per l'estero ci sarà presente l'Australia, la Sud Corea, la Malesia, la Thailandia, Singapore, Germania, Inghilterra, quindi una vetrina veramente importante per i nostri produttori che potranno appunto pubblicizzare il nostro marchio, il nostro brand che è il Made in Sicily. È un'occasione per mostrare a tutta la Sicilia, ma anche fuori dalle Sicilie, le nostre eccellenze alimentari, che sono eccellenze non solo alimentari dal punto di vista della qualità, ma anche del gusto, perché oltre al biologico riusciamo a dare con la nostra terra un importante segnale anche di gusto vero. Questo è lo scopo di questa manifestazione, che ogni anno si arricchisce sempre più. Oggi seconda edizione di Ammonì Festival, un evento che cerca di valorizzare le eccellenze siciliane, ne abbiamo davvero tante. Ma in prospettiva del prossimo anno, del 2025, che è stata eletta la Sicilia come regione gastronomica europea appunto dall'anno 2025, iniziative come quella di Torrenova, molto ben organizzata dal sindaco di Torrenova, costituiscono elementi per realizzare una rete. La Sicilia è caratterizzata dall'avere tanti prodotti DOP, IGP, biologici, tutti prodotti di qualità. Dobbiamo diffondere l'informazione, e l'informazione la diffondiamo tra gli utenti attraverso iniziative come quella di Torrenova. Abbiamo i prodotti della terra e abbiamo anche i prodotti del mare, qui il mare è proprio a pochi metri di distanza. Beh, i prodotti del mare sono molto importanti, la pesca ha molta occupazione, molte imprese lavorano sulla pesca, 300 milioni di euro l'anno di prodotti ittici, 500 milioni di prodotti trasformati, quindi c'è un indotto molto importante. Attraverso un piano nazionale, il FEAMPA, cercheremo di sostenere tutta la filiera a partire dagli addetti fino alle imprese, alle imbarcazioni, agli equipaggi e così via. È un'iniziativa che col sindaco Castrovinci abbiamo voluto fortemente per la costa tirrenica, che guarda la straordinaria bellezza dei prodotti dei Nebrodi. Un'iniziativa ben organizzata che incrocia la domanda e l'offerta con il B2B, ma soprattutto che valorizza le aziende agricole siciliane. È il grande progetto che col governo Schifani si è messo in campo e che si porta avanti per valorizzare la bellezza della nostra isola, ma soprattutto la straordinaria capacità dei nostri produttori. Siamo alle porte di Sicilia Regione Gastronomica 2025, questa è una delle tappe che segna l'inizio della fine dell'anno, dell'anno venturo. Vedremo tante iniziative come queste ripetute in giro per la Sicilia.
a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Ci tengo a ringraziarli non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto perché ciò che ci lega e che rende questo evento possibile è un legame d'amicizia trentennale. Alcuni legami nati tra i banchi di scuola, altri anche al di fuori, ma in questa piccola comunità fatta di pochissime persone oggi trovano una grande realizzazione, quindi lo dico con molto orgoglio. Your hospitality and generosity have been overwhelming, and we are genuinely excited to be part of the celebration of agricultural and culinary excellence. My home, Western Australia, shares with Sicily a profound respect for the land and its mountain. Not only this, our capital Perth and sister city Fremantle specifically host a huge Sicilian community. Come potete vedere, l'intrattenimento, gli eventi ludici sono proprio pensati per non escludere nessuno. È un evento inclusivo in cui non solamente i player del settore agroalimentare, ma anche le comunità locali nebree e siciliane possano trovare 3 giorni di sfogo per imparare, conoscere e anche divertirsi. Inoltre quest'anno sono previste delle degustazioni presso gli stand dei nostri produttori che con orgoglio vogliono lanciare dalla Sicilia numerose novità, numerosi prodotti che troveremo negli scaffali della grande distribuzione italiana che con Deco, Conad e Coop è qui stasera, e anche presso mercati, supermercati internazionali. Detto ciò, volevo anch'io ringraziare, ma non vorrei essere ripetitiva, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Ci tengo a ringraziarli non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto perché ciò che ci lega e che rende questo evento possibile è un legame d'amicizia trentennale. Alcuni legami nati tra i banchi di scuola, altri anche al di fuori, ma in questa piccola comunità fatta di pochissime persone oggi trovano una grande realizzazione, quindi lo dico con molto orgoglio. Lascio la parola a qualcun altro perché è stato detto tutto, e grazie per la vostra fiducia e per essere qui anche quest'anno. Grazie Marina, grazie. E oggi abbiamo il piacere di averla qui con il fornello già pronto per essere acceso, ma cosa prepareremo per questa seconda edizione di Amuni Festival? Prima di tutto scusate la mia divisa, ecco, non sono ancora, siamo in preparazione. Nulla, facciamo una crespelle con della ricotta di capra e delle erbette di campo, tipo finocchietto, scarola, tutta roba selvatica. La crespella dopo viene messa in forno con un po' di parmigiano o della provola che useremo oggi e niente, una salsina di pomodoro, ingredienti locali, e si fa vedere come si può usare in differenti maniere, differenti metodi per differenti occasioni anche. Una ricetta della tradizione, possiamo dire. I prodotti sono tutti tradizioni, magari la crespella qui non c'è la cosa, però è quello che uso per la crespella è un frumento antico delle nostre parti, che è il rossello. Il rossello, che è un grano antico di queste parti, e la farina che uso per fare la crespella è di rossello. Cerco di mettere insieme tutti gli ingredienti un pochino qui della zona, ecco, tutto là. Tante eccellenze che vanno valorizzate anche perché il brand Sicilia, i prodotti siciliani sono molto apprezzati all'estero. Sì, molto apprezzati, e grazie ai produttori, grazie a tutti, la regione, l'organizzazione che fanno di tutto per farceli arrivare e che ci danno a noi l'opportunità di metterli sui tavoli, di farci cucinare e metterli sui tavoli per la gente per assaporarli, e anche ci fanno la nostra vita molto più facile, perché i sapori non sono come quelli che noi troviamo un po' dappertutto. Comunque nulla, prodotti ce ne abbiamo tanti, speriamo che ce ne arrivino molto di più negli Stati Uniti. Quello che mi sono concentrato un pochino oggi magari non tanto, è più sulla roba casareccia, più le donne di casa. Questa salsa l'ha fatta mia madre l'altro giorno, le verdurine l'hanno preso nei campi proprio 2 o 3 giorni fa. Niente, tutte queste cosette, diciamo, che con la provola locale, il frumento locale, delle cosettine magari tanta gente non li conosce. È inutile fare lo stesso spaghetto magari da una compagnia abbastanza conosciuta, che grazie che ci sono lì. Una cosa un po' diversa, un po' di twist, via.
E qui troviamo anche il mango, quindi un'azienda locale siciliana che produce mango. Sì, siamo Bioagrifutura di Sant'Agata di Militello, in realtà abbiamo anche a che fare con acque dolci e Torrenova, dipende diciamo dal frutto, però sì, siamo come base a Sant'Agata di Militello. Facciamo vedere il mango e qui vediamo che c'è la possibilità anche di gustarlo. Qual è intanto il periodo di raccolta? Allora, noi stiamo raccogliendo in questo momento, parte da diciamo, inizio agosto, in realtà quest'anno è un po' anticipato perché comunque tra tanti fattori, tra cui il clima ma anche appunto le temperature, hanno permesso di diciamo, anticipare un po' la raccolta, un bene, ma non troppo perché comunque se ritarda poi ci rimane per più tempo durante l'anno, anche in periodi tra virgolette improbabili per questo frutto che è relativamente estivo, in realtà va anche a protrarsi per esempio a ottobre fino anche a novembre, dicembre, dipende molto dalla varietà. E anche il caffè protagonista in questa seconda edizione di Amoni Festival, un caffè naturalmente siciliano. Sì, buonasera a tutti, grazie per la possibilità di essere in questa iniziativa, è la prima volta che noi veniamo e ci onoriamo di essere qua a rappresentare anche un po' l'industria del caffè, l'artigianato anche siciliano che ci permette di poter avere anche noi una bella fetta di realtà sulla trasformazione di questo benedetto prodotto che ogni giorno ci gustiamo e degustiamo, sia a casa che fuori casa. La Ionia è un'azienda che penso che ha una sua bellissima storia da 60 anni, ha conquistato grandi fette di mercato, ora un po' si è rivoluzionata all'interno della propria produzione per cambiare immagine con un prodotto più di qualità. E qui troviamo un'altra azienda presente ad Amoni Festival, voi avete prodotti biologici? Sì, noi siamo un'azienda, una piccola azienda fattoria sociale su Motta da Fermo, produciamo in biologico genuino e siamo qui appunto presso Amoni per far riconoscere la nostra realtà che si avvale anche non soltanto di una produzione primaria ma anche di tutta una serie di attività connesse come l'apididattica, diciamo, attività legate anche all'aspetto ricreativo dell'agricoltura. Voi portate avanti un'agricoltura sociale? Sì, noi ci occupiamo principalmente di agricoltura sociale, ovvero inseriamo all'interno della nostra attività soggetti fragili, dagli anziani fino ai ragazzi con disabilità, anche se io nello specifico sono un'educatrice professionale e mi occupo proprio di soggetti fragili come minori messa alla prova con problematiche proprio legate all'utilizzo di sostanze stupefacenti. E qui un'altra azienda siciliana che propone il pistacchio. Pistacchio di Bronte, sì. Gramar è un'azienda, giovanissima azienda siciliana dove nel rispetto di antiche tradizioni, di ricette siciliane elabora la realizzazione di pesti e di creme. Nella lavorazione proprio della frutta secca, per la passione della terra e nel rispetto appunto di antiche ricette siciliane si passa alla produzione di pesti e creme. Il pistacchio è molto apprezzato, soprattutto anche all'estero, e poi lo troviamo dappertutto, nella cucina, nei dolci. Sì, infatti il pistacchio di Bronte ormai è molto apprezzato, sia in cucina che in pasticceria, è un prodotto che si presta benissimo nell'elaborazione appunto di dolci e di piatti salati e si accompagna molto bene sia alle carni che al pesce. Qui lo vediamo pronto per essere gustato anche così. Sì, proprio questo è il pistacchio naturale, non tostato e non salato, proprio perché viene apprezzato così allo stato naturale. E qui troviamo anche una novità, la torta cannolo. Intanto ringraziamo l'amministrazione di Torrenova perché ci ha permesso e ci ha invitato in questa manifestazione veramente importante, forse unica in Sicilia, perché parliamo di stand nazionali con buyer nazionali che ci vengono a trovare. Presentiamo la torta cannolo che è una vera novità, che non è altro che un biscotto tipo cheesecake, la differenza è che è a torta e quindi prende tutta la circonferenza. Si chiama cannolo perché ha la ricotta dei cannoli all'interno e che rende il prodotto molto buono, quindi non c'ha panna, non c'ha formaggio, se non veramente la ricotta. E poi sopra c'è una patina di o gianduia o di pistacchio o di frutti di bosco o di limone che viene fatta tutta da noi. Conservato in frigo e a 7 giorni di scadenza da quando viene scongelato, perché il prodotto in origine viene abbattuto e poi surgelato. Il rivestimento in superficie ha diversi gusti. Diversi gusti, certo. Qui vediamo un mandarino, vediamo una gianduia e sotto vediamo un frutto di bosco, tutti fatti da noi comunque.
Poi non può mancare il classico cannolo, qui vediamo la scorza del cannolo, voi siete produttori? Sì, siamo produttori della ricotta veramente, non della scorza. Noi lavoriamo la ricotta fresca, poi la confezioniamo in sacca a poche, la mettiamo nelle confezioni e facciamo il famoso kit fai da te, viene composto a casa da parte del cliente. Ero qui dietro al palco, vi ho sentito carichissimi prima. Mi fate sentire il casino di Torrenova per mio fratello Rocco Hunt? 1, 2, 3! Potete fare di meglio! 1, 2, 3! Non li sento, non li sento! Non vi sente Rocchino, non facciamo cattive figure. Al mio 3, 1, 2, 3! Ci fate vedere tutte le mani su? Tutti quanti, tutti! Le mani al cielo tutti! Dove sono le mani? E qui vediamo in tanti si fermano per gustare le olive. Sì, le nostre olivette, la nocellara del Belice, noi la facciamo dolce d'aperitivo, poi facciamo i conditi, condita sedano, carote e origano, la versione con il peperoncino, nera con origano e nera piccante. I condimenti sono tutti dei condimenti freschi e li condiamo con il nostro olio d'oliva, sempre nocellara del Belice. Questa è la prima volta ad Amoni? Sì, è la prima volta per noi, quest'anno ci hanno invitato e abbiamo accettato l'invito molto volentieri. Questi prodotti sono molto apprezzati anche all'estero. Sì, la nocellara del Belice è conosciuta in tutto il mondo. Tutti ormai importano già da tempo la nostra nocellara in fusti grandi come semilavorato oppure nei secchielli, in buste sottovuoto, in lattina. È un prodotto che è un prodotto di nicchia, però è molto conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Voi vi occupate direttamente dell'intero ciclo di produzione, dalla raccolta fino alla conservazione, alla trasformazione? Noi ci occupiamo dalla raccolta, quindi dall'arrivo del trattore in azienda, dalla pesa, dal controllo di qualità, poi passano sulla crivellatrice dove viene fatta la prima selezione, dove vengono tolte le parti, quelle più impure, magari quelle macchiate con qualche piccolo difetto, dopodiché vanno messe in concia, che sia una soluzione alcalina per fare quelle dolci metodo Castelvetrano che ci conoscono in tutto il mondo di più per questo tipo di oliva, o che siano dei tipi con salamoia, quindi schiacciate, incise o nere, ossidate al sole a metodo naturale. Qui abbiamo un'altra azienda siciliana, un'azienda del Messinese. Sì. Dove arriva? Da Senagra. Cosa avete portato ad Amoni Festival? Pasta di mandorle, pistacchio, anacardi, nocciole naturalmente, perché il core business sono le nocciole. Tutta produzione locale? Sì, tutta produzione locale. Vediamo qui delle confezioni, ce le può descrivere? Sì, sono paste naturali al 100% senza aggiunta di altri ingredienti. Mandorle tostate, pelata, mandorla cruda, pistacchio grezzo, sempre 100%, mandorla sgusciata, nocciole, pasta di nocciole, mandorla cruda già l'ho detto e a posto così. Come li possiamo utilizzare? Queste si possono utilizzare per fare i gelati, per fare delle creme, anche fare le creme spalmabili. Prodotti vegan? Sì, sì. Pomodoro pelato di Siccagno, che significa? Significa che è un pomodoro che viene coltivato senza acqua, è una vecchia tradizione che nei nostri territori appunto senza acqua stiamo portando avanti da anni e i vantaggi sono quelli di avere un prodotto molto gustoso e ricco di proprietà nutrienti. Visto che piove davvero poco, il vostro prodotto, soprattutto in questo periodo, non sta soffrendo particolarmente? Diciamo che non ci sono piante che non vogliano acqua, però una pianta rustica come quella del Siccagno resiste di più e cerchiamo comunque di completare il ciclo vegetativo appunto anche in queste condizioni. Cambia poi anche il sapore finale? Sì, sicuramente è un prodotto abbastanza equilibrato sia di zuccheri che di sale minerale. In più ci sono proprietà antiossidanti come il licopene che è presente in rilevanza rispetto ai prodotti tradizionali. Da quanti anni esiste la vostra azienda? L'azienda nasce nel 1975 da 3 piccoli produttori che lanciarono appunto l'idea di mettersi insieme per cercare di appunto commercializzare questo prodotto in tutta la Sicilia e poi nel 2003 nasce l'idea appunto di chiudere la filiera e trasformare tutti i derivati che vedete.
E chi di voi non mangia pasta? Chi è siciliano naturalmente è pastaro, possiamo dire così. Pasta Pogliatti ne mangerei 3 piatti. Qui ce n'è per tutti i gusti, perché troviamo gli spaghetti, ma troviamo tanti altri formati. Qual è quello che va commercializzato maggiormente? Allora, intanto abbiamo la nostra buonissima pasta Etna, che è fatta con 100% grano duro siciliano, filiera certificata, ok? Questa pasta viene estrusa con il bronzo, quindi una pasta molto ruvida, che assorbe benissimo il sugo, una pasta ottima, ok? Te la consiglio, la trovi in molti supermercati siciliani e italiani. Poi abbiamo il nostro cavallo di battaglia, il marchio Alberto Pogliatti, ok? Qualsiasi siciliano conosce questa pasta. La vostra azienda è proprio alle pendici del vulcano Etna. Vulcano Etna, utilizziamo le acque pure sorgive che vengono dall'Etna, quindi la qualità dell'acqua è molto importante quando fa la pasta. Noi, essendo fortunati, essendo alle pendici dell'Etna, abbiamo una qualità delle acque ottima, buonissima, più la qualità dei grani siciliani che selezioniamo, assolutamente fanno di questo prodotto il migliore che c'è in Sicilia. Naturalmente si può trasportare facilmente, quindi ognuno di noi può portare un pezzo di Sicilia anche se si trova all'estero e quindi gustare. Naturalmente commercializziamo anche all'estero tutti i nostri prodotti, li trovi in Nord Europa, anche extra, molti paesi extra UE, quindi chiunque può, come dire, trovare e assaggiare i nostri prodotti. E qui troviamo tanti prodotti, e troviamo già il panettone, possiamo dire che respiriamo un po' di atmosfera natalizia. Allora, effettivamente l'atmosfera natalizia sì c'è, perché è quello che stiamo cercando di fare, di destagionalizzare il panettone e non soltanto un dolce natalizio ma un dolce per tutto l'anno, perché la caratteristica di questo panettone artigianale con lievito madre e con farine pregiate, di cui veramente anche la Sicilia sta iniziando a produrre qualità non indifferente, stiamo cercando di creare un panettone per tutto l'anno. Però diciamo che la nostra mission non è soltanto il panettone, che è marginale, ma bensì la cioccolata di Modica, che conoscerete bene tutti, l'unica IGP oggi europea come cioccolato, e poi le nostre paste di mandorla o le creme spalmabili di pistacchio, cioccolato di Modica e arachidi. La vostra azienda da dove viene? Qual è la storia? La nostra azienda nasce da un piccolo panificio del 64, nel 1964, e tra un impasto e l'altro sono nato io nel 69 e oggi abbiamo un'azienda strutturata che conta su 3.000 metri di capannone, stiamo facendo linee automatiche e stiamo cercando in qualche modo di raggiungere tutti i posti più belli del mondo. Quindi ci siamo già proiettati per l'estero, stiamo partendo per Dubai, che c'è un'altra missione, siamo appena tornati da Bangkok e quindi ci auguriamo di continuare questo, perché tra l'altro sappiamo che dalle aziende locali nasce il benessere per la Sicilia. Naturalmente non può mancare il vino, anche in questo caso vino siciliano. Assolutamente no, non può mancare. La nostra azienda si trova a Mazzarra Sant'Andrea, quindi siamo in provincia di Messina. Come referenze abbiamo vini bianchi e rossi, Mamertino bianco e Mamertino rosso, Nocera in purezza, Chardonnay in purezza e il nostro metodo classico, Catarratto DOC, la novità. Voi curate tutte le fasi di produzione, dalla raccolta fino alle fasi della produzione, esatto. Dall'inizio, insomma, dalla raccolta fino alla realizzazione del prodotto. E questo è proprio il periodo di raccolta? Sì, infatti siamo presissimi in questi giorni e da lunedì si ritorna in vigna. Abbiamo visto tanti prodotti, naturalmente il vino la fa da padrone. Come sempre la Sicilia è una delle zone più importanti e rinomate per il vino da sempre, in realtà si parte da quasi 200 anni di storia per Duca di Salaparuta. Qui abbiamo alcuni prodotti, alcune bottiglie. Sì, qua abbiamo una linea che normalmente pertiene a tutta la ristorazione, per cui sono delle bottiglie che normalmente possiamo trovare nei migliori ristoranti, non solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Invece da questa parte abbiamo Corvo, è una linea invece che è più dedicata alla grande distribuzione, quindi ai supermercati, già molto presente in Sicilia, ma in quasi tutta Italia, ma ormai da diversi anni presente nella maggior parte dei paesi in Europa e non solo. Vediamo che in questi ultimi anni sono cresciuti gli appassionati
Il vino ha sicuramente sempre più estimatori e anche e soprattutto perché ormai nella ristorazione una parte fondamentale la gioca nei sapori e anche negli abbinamenti, quello che può essere la ricchezza del patrimonio che abbiamo in Italia, è il paese in assoluto primo su tutti per quello che riguarda le varietà, abbiamo più di 500 denominazioni. La Sicilia sicuramente ne ha diverse, ne ha molte, sia sui vini bianchi, sui vini rossi e anche i rosati, ma non dimentichiamo anche il Marsala, che l'abbiamo qua rappresentato con Florio. Qui vediamo addirittura la pasta al pistacchio. Sì, esatto, è una pasta di grano al pistacchio, si cuoce al dente, è molto buona, è un'alternativa alla pasta tradizionale, si può condire tranquillamente sia con pesto di pistacchio o granella di pistacchio, ma anche con altri ingredienti tipo gamberetti, pomodorini o andiamo lato carne con salsiccia. È molto buona, al consumatore piace molto, ma anche per i ristoranti, settore Horeca. Ci parli un po' della vostra azienda, intanto da dove arriva l'azienda e qual è la storia? Noi siamo un'azienda che ha sede a Bronte, in provincia di Catania, piccolo paesino alle pendici dell'Etna, che comunque penso che bene o male un po' tutti conoscono per il famoso pistacchio di Bronte. Siamo orgogliosi di partecipare a questo festival agroalimentare a Moni. Proponiamo i nostri prodotti al pistacchio dal salato al dolce. In questa occasione, viste le prossimità del periodo natalizio, abbiamo portato il panettone con pistacchio verde di Bronte DOP. Produciamo prodotti prettamente al pistacchio perché appunto essendo a Bronte conosciamo bene questo frutto secco e ne siamo orgogliosi. Qual è il vostro mercato di riferimento? Ci rivolgiamo principalmente ai consumatori, però siamo anche presenti in piccole botteghe, quindi un B2B a livello di enoteca, piccola bottega o un ristoratore a livello locale. Voglio vedere queste mani che vanno da destra a sinistra, tutti, anche lì in fondo le mani. Lo diciamo per sempre perché mai nulla dura in eterno. Se credi troppo nei soldi poi ti risvegliano sul più bello. Tutto sembra un déjà vu, le parole alla TV, Coca-Cola e Malibu, parliamo come una tribù e chissà se quando parti poi ritorni.